Prezzi raddoppiati e portafogli inevitabilmente alleggeriti. Sono queste per la maggioranza dei cittadini le conseguenze dell'introduzione dell'euro. Secondo un nostro mini sondaggio, infatti, specialmente negli ultimi anni, quasi il 90% degli agrigentini si è sentito più povero, anche perché con il passaggio all'euro i prezzi sarebbero raddoppiati. Per questo, oltre la metà degli intervistati confessa che tornerebbe volentieri a fare i conti con la vecchia lira. Euro o lira? Lira. Lira, perché naturalmente un euro ora è una lira. Un euro passa 1000 lire, non bastano 2000 lire. Giusto? Perché 50 euro appena che le scance se ne vanno. Ma erano 100.000 lire, 100.000 lire ti servivano un sacchetto, ora non ti servono più. No, non è che ha impoverito l'euro, sono i prezzi che sono aumentati. L'euro non ha impoverito. Se loro lasciavano i prezzi come stavano, non che l'hanno portato al livello dell'euro, e allora cosa poteva andare meglio? Un'Italia che ha tantissimi debiti, si può salvare la nostra nazione? Si può salvare restando tutti uniti, tutti assieme, non lo so, lottando, anche questi capoccioni che comandano, di non approfittare dei soldi dei partiti, metterli diciamo a servizio di chi ha di bisogno, delle persone che diciamo disagiate. Era meglio quando c'era la lira, 100 lire rimanevano da parte. Adesso con l'euro non rimane niente, è forte la crisi, altro che storia, non si ce la fa una che c'è una pensione. È vero, è la verità, ma intanto ci stanno mettendo le mani a collo. La netta maggioranza si riconosce più povera, soprattutto al sud. Giovani e gente adulta ammette di aver dovuto fare delle rinunce concrete, prestando attenzione a spendere meno. Si spende con maggiore parsimonia soprattutto per l'abbigliamento e per la spesa alimentare, andando alla ricerca di sconti e promozioni e prendendo d'assalto il mercatino del venerdì in piazza Ugo La Malfa. Abbastanza crisi c'è. Bisogna lavorare moltissimo, sperando in bene. Sempre più poveri. Si fa la spesa e non si sa se oggi si mangia e domani no. Si stava meglio prima con la lira? Sì, sicuro si stava meglio con la lira. Guardi, con la lira io me ne sono andato in pensione e compravo gamberone, pesce spada. Andavo sempre dal pescivendolo, ora passo dal pescivendolo, li guardo e me ne torno. E compro le alice. O alice o sarde, massimo triglie. L'Italia come la Grecia? Come la Grecia non penso, non credo. Comunque speriamo di non arrivarci. C'è crisi? Cresce chi già forte, cresce assai, non picca tutta la popolazione.